Insieme per un grande centro unito nei valori comuni, costruiamo insieme passato, presenza e futuro. Questo è il tema di un incontro politico che si è svolto ad Agrigento con il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa, col coordinatore regionale Decio Terrana, la senatrice Maria Fida Moro e i rappresentanti del partito a livello provinciale e regionale. Ha portato i suoi saluti il coordinatore provinciale dell'UDC Fabio La Felice, il quale ha ringraziato i presenti augurando una proficua attività politica del partito al servizio del territorio. In rappresentanza delle donne è intervenuto l'avvocato Manuela Raneri manifestando pieno apprezzamento per il ruolo dell'UDC, delle sue politiche al servizio delle fasce più deboli. Quindi l'intervento della senatrice Maria Fida Moro, il quale ha ringraziato l'onorevole Cesa per il suo impegno politico, esaltando il ruolo della politica che deve risolvere i problemi e le necessità quotidiane delle persone più deboli. Ha concluso i lavori il segretario nazionale dell'UDC, Lorenzo Cesa, ringraziando Decio Terrana per il lavoro fatto in Sicilia. Durante il suo intervento ha auspicato Cesa una politica che possa affrontare con serietà i temi legati alle carenze infrastrutturali e ai problemi della sanità, della burocrazia e dell'agricoltura. Di rilanciare lo scudo crociato in questa regione, quindi rilanciare il mondo democristiano e riportarlo ad essere il grande partito che è sempre stato qua in Sicilia. Cosa ne pensa di questa nuova legge che hanno fatto in Consiglio dei Ministri su questa differenziazione tra nord e sud, questo nuovo autonomismo? Allora, è prevista dalla Costituzione, approvata da tutti, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Prima occorrono le risorse per poterla realizzare. Se vogliamo colmare il divario tra nord e sud occorre prima intervenire per colmare attraverso interventi che devono essere fatti la differenza che oggi vive il mondo, tutto il sud d'Italia con il nord. Come vi state preparando a queste nuove elezioni? In Sicilia si voterà in diversi comuni. Intanto stiamo facendo campagna elettorale in Lombardia e nel Lazio, adesso la faremo anche nei comuni della Sicilia come in tutto il resto dei comuni d'Italia con il nostro simbolo, con lo scudo crociato, per riportare nei consigli comunali, nei consigli regionali persone di area cattolica che vadano lì a difendere i valori che sono dietro quello scudo crociato. Un giudizio su questi 100 giorni della Meloni? Assolutamente positivo. Niente spot, ma stiamo impostando in maniera molto seria una politica che rispetta esattamente quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto nel programma elettorale, quindi sono molto ottimista per il futuro. I rapporti con la DC di Cuffaro? Oggi i rapporti sono buoni, abbiamo un gruppo in comune, ma noi siamo l'UDC, abbiamo un suo movimento, collaboriamo lealmente nell'interesse dei siciliani all'interno dell'Assemblea regionale. L'obiettivo è di costruire un centro moderato dove possiamo stare tutti assieme, quei centrini che si sono costruiti in Italia. Oggi la gente ha la necessità di un centro che sappia interpretare le tematiche, i problemi, perché la gente non va più a votare, la gente è stanca, i giovani vedono i territori nemici, quindi dobbiamo creare un meccanismo virtuoso e recuperando la tradizione democristiana, quella tradizione che metteva al centro l'uomo e i suoi bisogni. Oggi l'invito che farò nel mio intervento è quello di chiamare tutti i democristiani di buonsenso, tutti moderati, di stare assieme per costruire una grande stagione politica e quindi un appuntamento con la storia, ma l'appuntamento con la storia sarà quello di mettere al centro le problematiche e le necessità della gente. La mia funzione è sempre la stessa, sono il portaborse dell'onorevole Cesa, perché condivido il modo pacato e gentile in cui si ricerca di nuovo che le persone arrivino al primo posto e non nei giochi di potere, ma nella realtà, come è giusto che sia. Oggi siamo qui riuniti, è venuto anche il nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa a dimostrazione di quanto l'UDC sia un cuore pulsante ancora in politica. L'UDC è stata da sempre,
il punto centrale, quei moderati che hanno sempre costruito con grande entusiasmo le cose importanti in Italia, e ancora oggi siamo qui per farlo ripartire, per dare nuovamente slancio a questo partito. Noi qui in provincia di Agrigento abbiamo fatto tanto, abbiamo tanti amministratori sia nei comuni che negli enti locali, quindi diciamo che da qui si parte per dare slancio in tutta Italia. Si voterà in 14 comuni in provincia di Agrigento, quale sarà il vostro indirizzo in questo senso? Ma noi, come ben sapete, siamo sempre orientati sul centrodestra, siamo quell'area moderata di destra che puntella sempre le amministrazioni per fare bene, quindi la nostra collocazione politica storica è il centrodestra.